perché è a disposizione di tutti e sono sicura che tutti hanno approfonditamente letto quanto già comunicato. Mi limiterò a fare un piccolo riassunto della situazione e un paio di osservazioni rispetto a quanto finora pervenuto, anche in confronto con quanto era in qualche modo stato affermato anche e soprattutto agli argomenti collaterali che non facevano parte dei punti essenziali di questa legge elettorale. Allora faccio un riassunto di quelle che sono le nostre posizioni rispetto alla legge elettorale e gli argomenti che sono in ballo. In questo caso ci troviamo d'accordo con quanto detto dal relatore Paviotti rispetto ai 2 mandati. Per noi come movimento l'estensione dei 2 mandati è un'estensione generica, nel senso che qualsiasi portavoce eletto come Movimento 5 Stelle ha in totale nella sua vita politica 2 mandati da poter fare e poi se ne torna a fare quello che faceva prima. È ovvio che è impossibile per noi riuscire ad estendere questa nostra disposizione nelle varie leggi elettorali che ci sono. Ci accontenteremmo di avere come Consiglio regionale questa disposizione applicata. Sarebbe meglio da adesso, ma almeno prima o poi 2 mandati saranno il limite massimo per un consigliere regionale. Per quanto riguarda l'ineleggibilità dei sindaci siamo stati piuttosto chiari. Io comprendo che si entra in fini definizioni e gestione, indicazione dei diritti personali e varie cose, però quello che si vede fuori è che una persona che si è candidata ed è stata eletta per una carica elettiva si ritiene che debba continuare a portare a termine il suo mandato fino alla fine e che non si occupi di altri mandati elettorali. Pertanto per noi il fatto che un sindaco decida di provare la corsa al Consiglio regionale è una cosa inammissibile. Nei limiti e nelle possibilità che ci dà il diritto e la legge, riteniamo che così come adesso che c'è il limite dei 3.000 abitanti andava benissimo, il fatto di volerlo portare a 10.000 lo troviamo un'assurdità. Togliere il limite non lo prendiamo nemmeno in considerazione. Quello che noi abbiamo presentato, cioè un emendamento, e che ci consente di poter accettare una misura di compromesso è un limite a 5.000 abitanti. Passando alla terza questione che ci sta a cuore e che è l'ingiustizia riservata ai candidati presidenti che non arrivano al secondo posto nella classifica delle preferenze e che quindi non gli viene data la possibilità di sedere in Consiglio regionale e tenuto conto, così come abbiamo già detto in Commissione, che come avevamo originariamente previsto, semplicemente dare la convalida immediata come consigliere a tutti i candidati presidenti che riescono ad accedere, quindi a superare lo sbarramento del 4,5%, diventa una cosa complicata nell'assegnazione e nella riserva dei posti, perché ci sono le circoscrizioni, perché ci sono altri che si sono candidati e quindi diventa veramente complicato gestire in questo modo. Quello che noi abbiamo pensato e che abbiamo proposto e troverete come emendamento è semplicemente portare
la legge elettorale del Friuli Venezia Giulia simile a quelle di tutte le altre regioni, dove non viene vietato espressamente per un candidato presidente di candidarsi anche come consigliere, e quindi dare la possibilità a chi si candida come presidente di potersi mettere anche in una lista circoscrizionale e provare a farsi eleggere come consigliere. Questo per quanto riguarda le nostre proposte che troverete. Dopodiché devo dire che sono un po' stupita da come è stata interpretata l'affermazione che per quanto riguarda i casi di ineleggibilità e incompatibilità, la proposta che era stata consegnata al tavolo di lavoro dei capigruppo ancora l'anno scorso, che è stata fatta dagli uffici e che teneva conto delle varie difficoltà e delle imprecisioni, degli aggiornamenti, di tutta una serie di cose, non sia stata riportata così come era stato consegnato e come assicurato, ma sia stata reinterpretata e riscritta tenendosi più vicino all'attuale testo di legge piuttosto che a quello proposto dagli uffici, che andava a innovare rendendo più semplice e più coerente quanto veniva scritto. Segnalo che in questa modalità di riscrittura, che mi risulta molto diversa da quanto era stato proposto, c'è addirittura un'affermazione dove si dice che le cause di ineleggibilità sono rimosse nel momento in cui viene presentata la domanda di dimissioni o la domanda di trasferimento, senza verificare che questa sia accolta. Trovo che sia piuttosto superficiale come tipo di misura, e infatti per questo abbiamo proposto un emendamento. Io chiederò, quando arriveremo alla discussione di questi articoli, chiederò se possibile una sospensione, perché vorrei approfondire come è stata presa la decisione di proporre le modifiche in questo modo, piuttosto che come invece presentato dagli uffici e consegnato al tavolo della capigruppo. Credo che ho detto quasi tutto. Mi auguro che gli emendamenti di buon senso che abbiamo proposto vengano accettati, e ci riserveremo nel corso del prosieguo della discussione e l'approvazione degli articoli la decisione finale su come votare questa legge.